Il PD ieri sera con la direzione regionale, con 58 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto, ha dato mandato al segretario di perfezionare questo tipo di proposta che era emersa, cioè di andare a, diciamo così, attuare questo indirizzo di convergenza sul nome di Giovanni Manildo. Ormai manca solo l'imprimatur definitivo, ma la direzione del Partito Democratico ha messo il sigillo, anche con i numeri, al nome di Giovanni Manildo, quale candidato del centro-sinistra per le elezioni del prossimo presidente della Regione Veneto. Candidatura sulla quale si è lavorato mesi e che il segretario Tonella garantisce sia un nome di convergenza per una larga intesa del centro-sinistra. Nessuna bocciatura per la consigliera regionale Vanessa Camani, con la quale si continua a lavorare. La Vanessa è uno dei nomi che è emerso dalle consultazioni territoriali, è una proposta che è stata valutata e nel mandato del segretario e nel dispositivo che è stato votato ieri in direzione la proposta di Manildo ovviamente è la principale, ma ci sono anche altri nomi che verranno valutati. Ora non resta che presentare il candidato a tutto il tavolo della coalizione di centrosinistra e trovare l'intesa definitiva, nonostante qualche bocciatura al nome dell'ex sindaco di Treviso fosse già arrivata da Verona e da qualche circolo padovano. La proposta di Manildo rende i Dem cittadini particolarmente orgogliosi, anche perché la scelta non è stata dettata da linee direzionali romane. Per noi del Partito Democratico di Treviso è motivo d'orgoglio. Un ultimo appunto, noi il candidato di centrosinistra lo scegliamo in Veneto e non ce lo facciamo scegliere a Roma nelle segrete stanze, nelle riunioni fra Tajani, Salvini e Meloni. Sul terzo mandato infine la questione sembra ormai chiusa, ma sono altri i problemi sui quali discutere, programmi per il futuro e progetti concreti per la regione. L'ipotesi del terzo mandato ormai non interessa più ai cittadini veneti, ma interessa solo ed esclusivamente a Luca Zaia, che forse ha bisogno di un lavoro dal prossimo novembre. Ci auspichiamo che d'ora in poi si cominci a parlare di liste d'attesa, di medici di base che non ci sono, di case di riposo, dirette per le case di riposo e di ambiente, di cementificazione selvaggia del nostro territorio. Ecco, queste sono le cose che possono interessare i veneti.